domenica, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Ad Augusta rinviata ancora la partenza della flottiglia che proverà a portare aiuti umanitari a Gaza. Tensione intanto per la presenza di aerei israeliani a Sigonella e il ritrovamento di parti di un satellite spia nelle acque di Lampedusa. A Siracusa una reliquia del santo dei millennial, Carlo Acutis, canonizzato oggi con Pier Giorgio Frassati, deposta dalla madre nella teca che custodisce il quadro della Madonna delle Lacrime. Domenica soleggiata, caldo estivo, tutti al mare, ma dove? A Catania molti stabilimenti chiudono già oggi. Al contrario, lungo la costa ragusana, ombrelloni a sdraio disponibili almeno fino a metà mese. Siracusa si chiama Sofia, l'assistente digitale dell'azienda sanitaria creata con l'intelligenza artificiale. Contatta i pazienti dimessi dagli ospedali della provincia per prenotare con loro i necessari esami successivi. Anche a Taormina festeggiati i 100 anni dalla nascita di Camilleri, un compleanno celebrato con un docufilm ricco di aneddoti esilaranti della sua vita raccontati da amici, colleghi scrittori e attori. Grande commozione per la morte del piccolo Joshua, tredicenne tifosissimo del Palermo, colpito da una grave malattia. Anche i supporter del Catania hanno voluto rendere omaggio al piccolo ultra. Calcio giocato, Catania dilagante, i rossazzurri vincono nettamente con il Monopoli e sono in testa al campionato a punteggio pieno con 11 gol fatti e 0 subiti. In Serie C vince anche il Trapani, stasera tocca al Siracusa. La Serie B è ferma per la sosta delle nazionali, in casa Palermo si pensa al match di domenica a Bolzano contro il Sud Tirol. Il DSO si fa il bilancio del mercato, centrati tutti gli obiettivi. Bentrovati, dunque slitta ancora la partenza della missione Global Small Flottiglia che dalla Sicilia proverà a portare aiuti umanitari a Gaza. E intanto suscitano tensioni la presenza di aerei israeliani a Sigonella e il ritrovamento nelle ultime ore di parti di un satellite spia nelle acque di Lampedusa. Luca Ciliberti. Proseguono i preparativi per la partenza della missione Global Sumud Flottiglia. Una quarantina di imbarcazioni si radunerà nel porto di Augusta, nel Siracusano. La partenza per portare gli aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza è prevista tra il 10 e l'11 settembre. Gli equipaggi preparano attivisti, volontari, associazioni e parlamentari che saliranno a bordo per affrontare non solo la navigazione, ma anche i casi estremi di blocchi navali imposti da Israele. La Global Sumud Flottiglia è la più grande iniziativa indipendente per portare gli aiuti umanitari ai civili nella striscia di Gaza, con decine di barche a vela già partite nei giorni scorsi da Genova, Spagna, Tunisia e poi più avanti dalla Grecia. Occorre che i beni di prima necessità raccolti dai volontari in maniera così straordinaria arrivino a Gaza. Siamo qui per proteggere questa missione con il nostro ruolo istituzionale, ma chiediamo che il governo italiano faccia la sua parte, come ha fatto Sanchez dalla Spagna. La tensione è palpabile. Nelle ultime ore 3 aerei israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Il timore è che siano venuti a spiare la Global Sumud Flottiglia. Lo Stato Maggiore della Difesa, che ha ricostruito l'episodio, parla invece di attività addestrativa nel pieno rispetto degli accordi internazionali. Sempre in queste ore è stato individuato nelle acque di Lampedusa una grossa porzione di un oggetto militare a forma di ogiva che riporta su un lato una scrittura in ebraico. Si tratterebbe di una parte del nuovo Ofek 19, un satellite di osservazione SAR altamente avanzato e lanciato da Israele nei giorni scorsi con lo scopo di migliorare le capacità di intelligence spaziale delle forze di difesa israeliane. A Siracusa adesso una reliquia di Carlo Acutis, da oggi santo con Pier Giorgio Frassati, deposta dalla madre nella teca che custodisce il quadretto della Madonna delle Lacrime. Francesco Aloi.
Due immagini, due giovani, due vite, tutti e due hanno coltivato l'amore per Dio e per i fratelli, attraverso mezzi semplici, alla portata di tutti. La Santa Messa quotidiana, la preghiera, specialmente l'adorazione eucaristica. Carlo diceva: davanti al sole ci si abbronza, davanti all'Eucaristia si diventa santi. Preoccuparsi di più della bellezza dell'anima piuttosto che di quella del corpo, diceva Carlo Acutis, che vedeva nell'Eucaristia l'autostrada per arrivare al cielo. Un ragazzo che recitava ogni giorno il rosario, ne andava fiero ed era devoto a Maria. E proprio nella teca che custodisce il quadretto della Madonna delle Lacrime a Siracusa c'è questa piccola reliquia, donata appena qualche giorno fa da mamma Antonia. Carlo, quando doveva chiedere una grazia al Signore, lo chiedeva attraverso il cuore immacolato di Maria e la Madonna delle Lacrime. Carlo ha curato 2 mostre che sono anche scaricabili da internet, una mostra sui miracoli mariani, e c'è anche il santuario della Madonna delle Lacrime, e una mostra eucaristica che molto spesso le parrocchie ci chiedono e che noi doniamo. Pier Giorgio e Carlo, 2 esempi di vita, 2 modelli da seguire, soprattutto dai giovani. Stazionarie le condizioni del trentenne, risultato positivo al virus West Nile. Il paziente sarebbe stato contagiato a Voghera, dove abita e lavora. L'uomo è ricoverato nel reparto malattie infettive del Policlinico del capoluogo. Tra i sintomi febbre, cefalea, e i test hanno confermato il contagio. C'è stato un grave incidente stamane durante la cronoscalata del Monte Eris. Un pilota originario di Sciacca, dopo aver perso il controllo della sua 500, si è schiantato contro le barriere di protezione. Le sue condizioni sono serie. A Torretta, nel Palermitano, un uomo con lo scooter ha investito una mucca che era fuggita dal recinto di un'azienda di allevamento, e per i traumi riportati l'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Cambiamo argomento, stagione balneare quasi al termine. A Catania gli stabilimenti si avviano a chiudere già in giornata, mentre nel Ragusano si va avanti ancora per almeno un'altra settimana. Veronica Barbarino. Tutti al mare anche in questa bella domenica di fine estate. Ma dove? Mentre si parla tanto di destagionalizzazione, a Catania e Lidi si avviano a chiudere i battenti proprio oggi, data scelta come fine degli abbonamenti stagionali. Alcune strutture però continueranno comunque a garantire i servizi di spiaggia, così da prolungare un po' la permanenza sul litorale. Una parte degli stabilimenti balneari, una piccola parte, rimarrà ad erogare servizi, ma non sono tanti, perché insomma è diminuita la richiesta, quindi ci sono quelli che colmano quella domanda, e immagino che per altre 2 settimane, forse anche 3, rimarranno aperte. Diversa la situazione lungo la costa ragusana, dove molti stabilimenti hanno scelto di prolungare fino a metà settembre la stagione balneare. Noi saremo operativi fino al 15 settembre e continueremo a dare i nostri servizi dalla colazione al pranzo ai lettini in spiaggia, e faremo di tutto appunto per fare godere ai nostri clienti gli ultimi scampoli di questa bellissima estate. Un'estate che lascia comunque alle spalle numeri positivi e la conferma del mare siciliano come protagonista indiscusso delle vacanze. Si chiama Sofia, è l'assistente digitale dell'azienda sanitaria di Siracusa, creata con l'intelligenza artificiale. Contatta i pazienti da poco dimessi dagli ospedali della provincia per prenotare insieme con loro gli esami necessari in attesa della chiamata dei medici, quelli veri. Francesco Aloi. Salve, benvenuto nel nostro ospedale virtuale. Io sono Sofia, l'assistente digitale di Medical Cloud creata con l'intelligenza artificiale. Quando sanità e tecnologia viaggiano l'una accanto all'altra, l'intelligenza artificiale ormai è sempre più presente, in qualsiasi campo, anche negli ospedali, come in questo caso, a Siracusa. Sofia ha un compito: contattare chi è stato dimesso entro 30 giorni. Questo è un servizio innovativo pensato dal sistema informatico dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa.
per venire incontro ai cittadini. Una comodità che al momento è rivolta a chi ha più di 65 anni. La telemedicina era già partita un anno fa, ma dallo scorso giugno è entrata in gioco l'intelligenza artificiale. Sofia fa la prima chiamata di controllo, 1 migliaio i pazienti che ha contattato in 3 mesi. Il mio compito è aiutarti a preparare il tuo cellulare o computer per una visita di controllo da remoto. Così potrai essere assistito restando comodamente a casa. Riceverai un SMS come questo. Cliccando sul link comparirò io, Sofia, e ti guiderò nella configurazione. E se qualcosa non dovesse funzionare, il nostro centro servizi ti ricontatterà per aiutarti. Così si evita l'affollamento delle sale d'attesa, garantendo una continuità assistenziale e soprattutto un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale. È straordinario, davvero. Adesso a Marzamemi per il Cinefest con Violante Placido all'alba, in una esibizione musicale davanti all'Isolotto Brancati, e Anna Foglietta con un film contro la violenza sulle donne. Attesi anche Ricky Tognazzi e Simona Izzo con il loro film su Falcone e la magistrata Francesca Morvillo. Orazio Longo. Il saluto all'alba con una performance tra musica e parole. La seconda giornata del Marzamemi Cinefest 2025 si è aperta con un evento simbolico di fronte all'Isolotto Brancati dove sorge il sole, con Violante Placido e Sebi Forte a richiamare il dialogo tra arte e natura. È stato un incontro mistico perché la mattina è mistica, un'occasione veramente così per quando si comincia la giornata, nelle prime ore del mattino si è di nuovo pure in qualche modo, quindi tutto quello che si vive più intensamente, più profondamente. È stata una mattinata stupenda, non mi aspettavo così tante persone, davvero. Tanti i protagonisti presenti nel Borgo Marinaro. Anna Foglietta ha presentato il suo cortometraggio E come sembra, prodotto con la fondazione Una Nessuna 100.000 per dire no alla violenza contro le donne. Noi come Fondazione Una Nessuna 100.000 abbiamo creato un laboratorio culturale e artistico dove cerchiamo di ribaltare i paradigmi legati appunto alla violenza delle donne, legati al patriarcato, con un processo culturale lungo ma che si è avviato, quindi insomma è un'esigenza che lo chiede di fatto la storia. Tra musica, film, incontri, performance, mostre e anteprime, il festival continua fino a mercoledì. Tra gli altri ospiti attesi anche Ricky Tognazzi e Simona Izzo che presenteranno il film Francesca e Giovanni, una storia d'amore e di mafia sulla vita di Falcone e Francesca Morvillo. A Catania debutta L'oro di San Berillo, spettacolo tratto dal testo di Domenico Trischitta con la regia di Gisella Calì, un racconto poetico e crudo che rievoca il celebre quartiere tra memoria, denuncia sociale, canzone. Luca Ciliberti. L'oro di San Berillo è lo specchio della Catania malata e il racconto di Domenico Trischitta è una denuncia contro la mafia dilagante e la speculazione edilizia. È la storia di come lo sventramento avvenuto alla fine degli anni 50 ha profondamente modificato la fisionomia non solo topografica ma del centro storico di Catania. È un affresco letterario di un quartiere popolare fatto di vite e di persone vere che ad un certo punto sono state deportate a San Leone, allora quartiere periferia della città. Questo lavoro ha avuto una gestazione molto lunga perché nasce come lavoro teatrale, però in realtà ci sono prima i racconti di mio padre che si era messo a scrivere le memorie del quartiere negli ultimi anni della sua vita. E un giorno gli chiesi: papà, perché stai scrivendo queste storie? Perché il quartiere non lo posso più fotografare, dunque l'unica cosa che mi rimane, neanche vedere, l'unica cosa che mi rimane è scriverne. Un pezzo di Catania che oggi rivive in scena, una rappresentazione teatrale carica di emotività che ha avuto la sua anteprima proprio a San Berillo, negli spazi di trame di quartiere, prima di un tour nei teatri, anticipata da una passeggiata con l'autore che nei luoghi reali della scena ha raccontato agli spettatori la storia di San Berillo, quello che era e quello che è diventato questo quartiere. Noi raccontiamo il quartiere, quello che era il quartiere una volta, un quartiere dove c'era una grande socialità, un quartiere dove viveva l'artigianato, le famiglie di pubari, anche grandi scrittori come Goliarda Sapienza, Vitaliano Brancati. Dunque un quartiere che pullulava di socialità e di vita. Adesso non è più quel quartiere. Mi piaceva quindi raccontare proprio tutta l'evoluzione che ha avuto dagli anni 20, quindi dal primo dopoguerra agli anni 80-90, quando poi in effetti la situazione veramente è diventata molto triste. Immagini e foto di una parte di Catania che ha perso certamente il cuore pulsante dei catanesi.
A Taormina ieri sera la festa di compleanno di Andrea Camilleri, lo scrittore che avrebbe compiuto 100 anni, raccontato da chi lo conosceva bene attraverso un docufilm. Francesco Triolo. Un ricordo intenso nello scenario splendido del Teatro Antico di Taormina del maestro Andrea Camilleri, scomparso il 17 luglio 2019 e affidato a un film documentario del regista Francesco Zippel per festeggiare i 100 anni che avrebbe compiuto proprio ieri. È il regalo della sua gente, con l'iniziativa promossa dalla Regione, in particolare dall'assessorato dello spettacolo, del turismo e dello sport. Il docufilm è una sorta di grande dizionario che racchiude tutto Camilleri attraverso la voce del maestro, con la sua incredibile carica di umanità, di alcuni dei suoi tanti allievi, attori, registi, scrittori e delle nipoti Alessandra e Arianna Mortelliti, per perdersi e ritrovarsi nella Paz Prola, universo di Camilleri. Il docufilm è una sorta di grande dizionario che racchiude tutto Camilleri attraverso la voce del maestro, con la sua incredibile carica di umanità, di alcuni dei suoi tanti allievi, attori e registi, scrittori e delle nipoti Alessandra e Arianna Mortelliti, per perdersi e ritrovarsi nell'universo di Camilleri. Tanti gli aneddoti esilaranti della sua vita, raccontati da chi l'ha vissuto da vicino, per uno scrittore diventato icona della letteratura italiana e siciliana in tutta Europa, patrimonio vivo della nostra cultura, come ha ricordato il presidente del Comitato Nazionale Camilleri 100, Felice Laudadio. Camilleri è lo scrittore, ha detto, più tradotto nel mondo dopo Dante Alighieri, e le sue celebrazioni si stanno svolgendo in tutta Italia, in 18 paesi europei, con 18 capitali scelte dal Ministero degli Affari Esteri. Una maraviglia, ha concluso Olivia Sellerio, perché c'era una volta e c'è sempre Andrea Camilleri. Grande commozione per la morte del piccolo Joshua, tredicenne tifosissimo del Palermo, colpito purtroppo da una grave malattia, e anche i tifosi del Catania hanno voluto rendere omaggio al piccolo ultra. Marco Gullà. Pianti, lacrime ed emozione. Palermo piange la scomparsa di Joshua, il tifoso tredicenne del quartiere Ciaculli che ha lottato fino all'ultimo contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Per i suoi funerali i tifosi del Palermo gli hanno dedicato cori e striscioni. Joshua era un grande tifoso del Palermo, in curva a tifare per i suoi beniamini rosanero. La vita, si legge in uno dei tanti commenti per Joshua, a volte è ingiusta. Toglie i sorrisi più belli, i volti più puri, quelli che dovrebbero solo illuminare e non spegnersi mai. Joshua ha lottato, ha provato a sconfiggere una malattia che però non gli ha dato scampo. A ricordare Joshua anche i tifosi del Catania, che in occasione della sfida di ieri contro il Monopoli hanno esposto uno striscione e poi un lungo applauso per rendere omaggio al piccolo tifoso. Non c'è rivalità davanti alla morte. Addio Joshua, grande tifoso rosanero. Già, certamente. Facciamo una pausa e tra poco ci sarà il calcio giocato e vedremo i 4 gol con cui il Catania capolista ha battuto il Monopoli. State con noi, vi aspetto. La Catania vince nettamente anche con il Monopoli. I rossazzurri in vetta alla classifica a punteggio pieno, con 11 gol fatti, 0 subiti. Un carico di entusiasmo per il seguito della stagione. Marco Carli. Non è solo questione di numeri, ma di atteggiamento. Lo dicono spesso gli allenatori quando si riferiscono ai sistemi di gioco. Un'affermazione che si potrebbe mutuare parlando del Catania attuale. I numeri, 3 vittorie in 3 gare, la testa della classifica, 11 gol fatti e 0 subiti. E l'atteggiamento, i duelli in campo. La partita alla fine è stata vinta per i duelli. Penso che soprattutto cominciando da chi ha giocato dietro, passando anche dagli esterni, centrocampisti, soprattutto anche gli attaccanti, i duelli penso che abbiano fatto la differenza e poi alla fine si è visto sul risultato. Il primo tempo della partita col Monopoli racconta di una squadra attenta che pressa uomo su uomo. I pugliesi si difendono e capitolano. Sul colpo di testa di Gherardi sta diventando una consuetudine, e sull'angolo di Cicerelli, assist man in questo caso, e nel secondo tempo ancora goleador. Dini non interviene mai, ma diventa decisivo nella ripresa. Grandissima parata su Fall nel periodo più difficile. Siamo stati bravi a sbloccarla,
Poi secondo me l'ammonizione di Corbari e l'ammonizione di Gennaro hanno un po' allentato i duelli che nel secondo tempo, quando noi iniziamo a perdere qualche duello perché siamo sui riferimenti a tutto campo, le squadre ti giocano a campo aperto e dà l'impressione di soffrire. Poi il tecnico azzecca le mosse, entrano Lunetta e D'Ausilio che diventano decisivi. Il primo si conquista il rigore, poi battuto da Cicerelli per il 2-0. Il secondo sforna l'assist per il gol di Aloi, preciso nella sua conclusione nell'angolino, 3-0. E poi tocca ancora a Lunetta sfruttare la grande sgroppata di Casasola per il poker. Gran tiro all'incrocio. Il Catania di questo avvio di campionato è dilagante. Il Trapani vince in trasferta battendo il Sorrento per 2-1, reti di Grandolfo e Canotto per i Granata. Stasera alle 20:30 tocca al Siracusa, impegnato nella difficile trasferta di Cerignola. Franco Cammarasana. Trapani Corsaro nella trasferta di Potenza dove ha incontrato il Sorrento, ma non è stata partita facile. Il Sorrento al 14° aveva anche segnato con Brescia, ma l'arbitro Renzi, insufficiente alla sua direzione, ha annullato per fuorigioco. La reazione del Trapani al 23° con Benedetti e un minuto dopo con Grandolfo, ma il portiere Arrasser si è opposto con bravura. Ad inizio di ripresa però il Trapani ha costruito la vittoria al 47° sugli sviluppi di un angolo, cross di Canotto e Grandolfo in agguato sotto porta è stato bravo a spingere il pallone in rete. Meglio articolata l'azione del secondo gol del Trapani al 58°, cross di Fischnaller dalla sinistra e assist di Grandolfo in aria per il destro vincente di Canotto. Trapani in controllo della gara fino all'87° quando Giron commetteva fallo su Sabatini, espulsione per il giocatore Granata e calcio di rigore per il Sorrento trasformato da Eugenio Dursi. Il Trapani, rimasto in 10, è stato costretto a stringere i denti rischiando il 2-2 al 99° con Santini che di testa ha spedito al lato. Stasera alle 20:30 sarà il Siracusa a tentare il colpaccio sul campo del Cerignola. Per l'occasione Turati potrà contare su un organico più equilibrato, anche se privo di parigini, operato venerdì ad un ginocchio e per il quale ci sarà da attendere oltre un mese. Domenica di sosta per il Palermo che tornerà in campo la settimana prossima per affrontare fuori casa il Sud Tirol. Primo bilancio per il DS Carlo Ossi. Servizio di Marco Gullà. È una domenica di riposo per il Palermo. La sosta per le nazionali sta permettendo al tecnico Pippo Inzaghi di lavorare sulla sua squadra in vista del match di domenica prossima a Bolzano contro il Sud Tirol. Una pausa anche per un primo bilancio, soprattutto dopo la chiusura del mercato estivo. A farlo è direttamente il direttore sportivo Carlo Osti. Sono molto contento del mercato che abbiamo fatto perché diciamo che abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Prima di tutto devo ringraziare il City Football Group per l'aiuto e il supporto che mi ha dato per questa mia seconda fase di mercato palermitana. Le prime sensazioni sulla squadra sono positive. Il fatto che il Palermo sia la squadra più vecchia della categoria ovviamente mi collega al discorso dell'esperienza della squadra. Abbiamo tenuto i giovani che riteniamo siano molto forti e anche questi giovani hanno tutti avuto esperienza in cadetteria. Corona poi è stato molto bene a Pontedera in Lega Pro, quindi abbiamo dei giovani sui quali sappiamo di poter contare in qualsiasi momento. Il DS rosanero soddisfatto anche dell'inizio di stagione del Palermo. Vedo che siamo indicati come la squadra da battere e ritengo che ci siano delle altre squadre che si siano rinforzate o attraverso un mercato intelligente come ha fatto il Venezia oppure trattenendo dei giocatori di Serie A dell'anno precedente come ha fatto il Monza. Ci dobbiamo aggiungere anche l'Empoli, quindi io dico che noi siamo il Palermo e non dobbiamo aver paura di nessuno, ma nello stesso tempo sappiamo che questo campionato è molto competitivo sia per quanto riguarda la promozione che per quanto riguarda la retrocessione. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi e ancora buona domenica.